Prima edizione di Antenna 3 Nord-Est, buongiorno, ben ritrovati in diretta come sempre con la cronaca, tutte le notizie che riguardano il nostro territorio dal quinto giorno di ricerche per Giulia e Filippo, ricerche che stiamo seguendo anche noi con i nostri inviati sul territorio a Torreglia con le truppe di Padova dove abita la famiglia di Filippo Turato, a Vigonovo dove invece c'è la famiglia di Giulia Cecchettin, il papà, e poi a Dolo dove in questo momento le forze dell'ordine stanno facendo il punto sulle ricerche. Quinto giorno di ricerche, come dicevamo, i ragazzi sono scomparsi dall'11 novembre ed oggi Giulia avrebbe dovuto laurearsi. Una troupe che sentiremo tra poco con la nostra Valentina Visentina è stata all'Università di Padova dove c'è il nome di Giulia e dove quando verrà fatta nel pomeriggio la proclamazione dei nuovi studenti laureati per la facoltà alla quale è iscritta Giulia Cecchettin, ci sarà proprio un ricordo da parte del presidente della commissione di Giulia e un appello affinché i ragazzi facciano ritorno. E sono davvero grandi ore di apprensione per tutto il paese per la sorte di questi due ragazzi. La Punto Nera di Filippo è stata avvistata l'ultima volta, ve lo ricordiamo, a San Candido, ed ora le ricerche dopo Friuli, Venezia Giulia e Veneto si stanno spostando in Austria. Vi facciamo sentire il contributo raccolto dal Gazzettino che ha sentito il papà di Giulia questa mattina, papà che ha ricordato come quello di oggi avrebbe dovuto essere un giorno di festa, invece è ancora un giorno di ansia ed angoscia. Vi facciamo sentire questo contributo. Il messaggio ormai è sempre quello, no? I giorni passano, l'angoscia aumenta perché ogni giorno che passa è sempre peggio e anche le forze sento che vengono meno perché io riposo ma mi sveglio sempre più stanco del giorno precedente e penso si veda anche, no? Certo. Se poi oggi sarebbe anche un giorno particolare, insomma. No, oggi mi sono svegliato stamattina ed ero distrutto perché dico io non dovrei essere qui davanti a voi, dovrei essere lì che festeggia assieme a mia figlia. Questo non può essere, no? Nella vita di tutti noi un momento di felicità trasformarsi in un momento di dolore non è concepibile. Rinnoviamo l'appello, fate in modo che Filippo torni e magari raggiungendolo con qualche messaggio anche di distensione, come abbiamo detto prima. Nessuno vuole fare processi adesso, non è il momento dei processi, vogliamo solo riabbracciare questi due ragazzi. Però lei è convinto che comunque in qualche modo lei non è quella sempre in casa? No, fuori discussione, Giulia non restava fuori 2 ore senza comunicarlo, quindi ogni sua mancanza da casa era pianificata, anzi chiedeva posso, anche se aveva 22 anni avrebbe potuto farlo, quindi aveva rispetto in primis verso la sua famiglia che non avrebbe mai fatto. Poi le testimonianze le abbiamo sentite tutti, quindi io quando ho sentito la testimonianza del ragazzo che ha visto che in parcheggio stava succedendo quello, stavo facendo niente perché un papà non può sentire che la figlia viene da parte del modo. Faccio un appello anche a voi giornalisti, cercate di dare informazioni e verificarle, che siano veritiere perché possono distrarre magari le autorità da reali possibilità, perché se erroneamente vengono date informazioni sbagliate arrivano anche altre informazioni sbagliate, quindi tutto genera entropia e questo non è quello di cui abbiamo bisogno di informazioni veritiere, foto, video che così possiamo vagliare. A me ha colpito molto quel post che ha fatto della voce che rimanca, cioè, una cosa che mi ha... Cioè, lei me lo diceva 5 volte al giorno, ogni volta che ci si vedeva mi diceva ciao papino, e quello è il lume, no, che ti riscalda il cuore quando torni a casa. Già abbiamo subito una perdita un anno fa e ancora ne stiamo facendo le conseguenze, quindi sentire quando pensare. Il papà di Giulia, sapete che Giulia l'anno scorso ha perso la mamma ed è il quinto giorno di ricerche. Poi per noi ci sarà la nostra Ilaria Marchiori che si sta spostando tra Dolo e Vigonovo nella mattinata di oggi, ma vi facciamo vedere il servizio
andato in onda ieri, quando le ricerche si sono concentrate ancora lungo la riviera del Brenta, ma soprattutto nella zona industriale di Fossò, dove sono state trovate queste macchie di sangue, e si cerca di comparare. Questo è quello che sta facendo oggi la scientifica, il DNA di Giulia con quello delle tracce di sangue. Vediamo. Le ricerche continuano a 360 gradi oggi nella caserma dei Carabinieri di Vigonovo. Alle mie spalle un via vai continuo. Oltre ai familiari di Giulia sono arrivati i vigili del fuoco e poi i carabinieri, anche quelli del nucleo cinofili. Il cerchio sembra stringersi a determinate zone nel quarto giorno di ricerche di Giulia e Filippo, i due 22enni ex fidanzati compagni di università, scomparsi da sabato sera dopo aver trascorso il pomeriggio insieme. Questa mattina nella zona industriale di Fossò, a pochi metri dal punto in cui sono state trovate le macchie di sangue ancora da identificare, si sono riuniti per coordinarsi i vigili del fuoco e i carabinieri con i cani per capire dove dirigere le ricerche. Sopra le nostre teste sta sorvolando l'elicottero dei carabinieri. Il nucleo sommozzatori ha scandagliato varie zone della riviera del Brenta, compresa l'area di Paluello di Stra, dove già ieri erano stati con un gommone. L'elicottero ha sorvolato anche la statale Noalese e le aree adiacenti. Si presume sia la strada percorsa dalla Grande Punto Nera guidata da Filippo per lasciare la riviera del Brenta, raggiungere la provincia di Treviso, poi l'Alto Bellunese, dove lungo la Lemagna Ospitale è passata domenica mattina alle 9. Il transito infatti è stato registrato da una telecamera di sicurezza. Una fuga di oltre 400 chilometri che aumenta di giorno in giorno l'angoscia delle due famiglie. Nuove ricerche sono state effettuate poi nella zona industriale di Fossò, dove in via Prima Strada c'erano tracce di sangue e lunedì mattina gli uomini della scientifica per i rilievi, come racconta un testimone. C'erano queste macchine di sangue che non ho notato io perché sono arrivato tardi, cioè sono arrivato presto in fabbrica alle 6:30, era ancora buio. C'erano queste macchie di sangue che finivano vicino al palo della luce, lì dove c'era una chiazza più grande. Qualcuno a piedi le ha notate, ha chiamato i carabinieri, sono arrivati subito, hanno chiuso la strada, entrambi i lati, e sono stati qui un paio d'ore, c'erano parecchi carabinieri. Ma agli inquirenti interessano soprattutto le immagini dello stabilimento di Dior, dotato di molte telecamere perimetrali sul tetto che inquadrano il piazzale dell'azienda, una a ogni angolazione, e secondo alcuni operai sarebbero le uniche operative 24 ore su 24. I carabinieri hanno già acquisito i filmati, mentre sono stati prelevati dei campioni di sangue mandati ad analizzare per un eventuale confronto di DNA con quello dei due ragazzi. Ecco, avete visto, e dopo sono le notizie che rimbalzano su tutti i giornali. Questa ad esempio è la Nuova Venezia, ragazzi scomparsi, test del DNA sulle chiazze di sangue trovate in zona industriale a Fossò. Come detto appunto dalla nostra Ilaria Marchiori, i campioni prelevati dai carabinieri saranno comparati con quelli dei genitori di Giulia e Filippo. Allora, noi abbiamo sul posto sia la nostra Valentina Visentin che la nostra Ilaria Marchiori, e tra poco ci collegheremo con lei. Ovviamente in tutta questa ora e mezza torneremo ad aggiornarvi costantemente sulla situazione se vi saranno novità, ma dobbiamo darvi un'altra notizia di cronaca che ci porta in provincia di Vicenza. A Montecchio Maggiore c'è stato un incidente stradale mortale nel tratto in costruzione della strada pedemontana veneta. Un vigilante ha perso la vita. Facciamo il punto con la redazione di Vicenza. Incidente mortale sul tratto in costruzione della strada pedemontana veneta tra i caselli di Montecchio Maggiore e Valle Agno in provincia di Vicenza. Secondo le ricostruzioni dei vigili del fuoco accorsi sul posto stamattina, un'auto di un vigilante notturno sarebbe andata ad impattare durante la notte, per causa in corso di accertamento, contro una macchina operatrice del cantiere. Ad intervenire questa mattina, dopo l'allarme dei colleghi, una squadra dei vigili del fuoco del comando di Vicenza che ha estratto l'autista bloccato tra le lamiere per affidarlo alle cure del personale sanitario. Purtroppo, nonostante i tentativi di rianimazione, il medico del SUEM non ha potuto che constatarne il decesso. Sul posto i carabinieri e gli uomini della polizia stradale. Il grave incidente sul lavoro alle acciaierie venete di Padova. Sono tanti gli incidenti sul lavoro di cui vi stiamo dando conto in questi giorni, l'ultimo alla Boccone in provincia di Treviso, e poi su questo torneremo con il segretario del Partito Democratico del Veneto, Andrea Martella, perché il Partito Democratico si sta muovendo e arriverà con una delegazione proprio nel Trevigiano nelle prossime ore.
Dicevamo, Acciaierie Venete Padova sono 3 le persone iscritte nel registro degli indagati. Oggi sopralluogo della procura nel capannone ancora sotto sequestro. 13 maggio 2018, 27 ottobre 2023 sono le date dei gravi incidenti accaduti nel capannone delle Acciaierie Venete di Riviera Francia a Padova, dove oggi tornerà il PM Marco Brusegan, accompagnato dal consulente incaricato di ricostruire la dinamica dell'ultimo. 4 gli operai rimasti feriti il 27 ottobre, 3 in modo leggero, un quarto con ustioni sul 30% del corpo e diverse fratture, è ancora ricoverato in gravi condizioni nel reparto grandi ustionati dell'azienda ospedaliera di Padova. Per l'incidente sono indagate 3 persone, l'ultimo in ordine di tempo un operaio, collega dei feriti. Era lui a maneggiare la barra di comando usata per manovrare la vasca contenente acciaio fuso. All'origine dell'incidente potrebbe esserci un errore di eccessivo carico del cassone che trasporta acciaio fuso alla temperatura di 1600 gradi. Il consulente dovrà ricostruire i vari passaggi utili ad accertare se ci sia stato errore umano o se l'incidente sia stato determinato da omissioni nei dispositivi di sicurezza. È ancora in corso il processo per l'incidente del maggio 2018 che costò la vita a 2 operai, Sergio Todita e Marianna Bratu. Restiamo nel Padovano, Alta Padovana, Piombino Dese, regolamento di conti tra 2 famiglie rom, pericolo per un 41enne residente proprio a Piombino Dese. Vediamo. I carabinieri sono al lavoro sul regolamento di conti tra 2 famiglie rom avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri in via Palù a Piombino Dese. Secondo una prima ricostruzione, al termine dell'ennesimo diverbio, un 41enne che stava tentando di scappare dal posto a bordo di un'auto è stato raggiunto da 3 colpi di pistola che hanno infranto il lunotto posteriore del veicolo, forato il bagagliaio, con l'ultimo che si è conficcato nel parabrezza. Il 41enne, che vive a Piombino Dese, è stato colpito alla schiena e trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Campo San Piero in condizioni che non destano preoccupazioni per la sua vita. L'auto è stata posta sotto sequestro. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri che stanno cercando di ricostruire i fatti e di individuare gli aggressori. ANSA, nuove notizie, piano di emergenza sulla Brescia-Padova e Valdastico. Sui 236 km delle autostrade A4 Brescia-Padova, A31 Valdastico ha preso il via il piano di gestione delle emergenze invernali. Il piano è strutturato per far fronte alle esigenze di sicurezza che si possono determinare sia a causa dell'abbassamento delle temperature che per il sopraggiungere del clima rigido, sia per l'innalzamento dei volumi di transito, con particolare attenzione al weekend dell'8 dicembre, dunque del Ponte dell'Immacolata. Dunque è attivato il piano di emergenze sulla Brescia-Padova e sulla Valdastico. E mentre attendiamo di collegarci anche con il nostro Christian Arboit da Treviso, sapete che domani sarà una giornata nera per diversi comparti del servizio pubblico, quindi scioperano gli impiegati della pubblica amministrazione, sciopereranno probabilmente anche le scuole, sono diversi gli insegnanti che aderiscono allo sciopero indetto dalla CGIL e tante altre sigle sindacali, si fermerà in parte la sanità e si fermerà soprattutto il trasporto pubblico locale. Tra poco facciamo il punto perché la nostra regione domani è a rischio paralisi, uno sciopero che davvero, per il quale davvero si attende una copertura molto ampia e soprattutto diversificata. Sono tanti i settori che si fermeranno, non pochi i disagi. Parleremo anche dell'azione del governo con il ministro Salvini che ha precettato dei lavoratori cercando in qualche modo di far rientrare questo sciopero e i disagi che questo porterà con sé. Ma torniamo all'incidente sul lavoro di Treviso alla Boccon, perché si profila l'ipotesi del tragico errore umano ed è l'ipotesi sul quale sta indagando la procura di Treviso. Ha perso una vita Anila, un'operaia di 26 anni. Vediamo. Sta in questo abbraccio tutta la disperazione dei vertici aziendali per quello che è accaduto ieri pomeriggio alla Boccon di Pieve di Soligo. Ho visto un dramma nel dramma, al di là del dramma gravissimo della perdita di un figlio, di una figlia,
anche una famiglia distrutta nel vedere che un proprio dipendente è venuto a mancare. Disperazione per l'ipotesi tremenda che la morte di Anila Grishai sia stata causata da un tragico errore umano. E questa è la traccia su cui sta indagando la Procura di Treviso e per la quale anche questa mattina i tecnici dello Spisar erano all'interno dell'azienda che produce surgelati per la ristorazione. Tutto sarebbe accaduto in pochi istanti intorno alle 16 di ieri. Anila, che da 5 anni è impiegata in azienda e da qualche mese era stata promossa a capolinea, sta operando con una nuova macchina imballatrice. Si tratta di un braccio meccanico che avvolge i prodotti finiti con del cellophane per il trasporto. Finita l'operazione, la giovane si sarebbe avvicinata al bancale per un controllo, uscendo dalla visuale della console comandi, proprio mentre un collega stava sopraggiungendo. Non vedendo nessuno, l'operaio avrebbe riavviato la macchina, che ha avvolto anche la ragazza con una pressione tale da spezzarle alcune vertebre del collo. Una tragedia che si sarebbe consumata davanti alle telecamere di videosorveglianza, i cui filmati ora sono al vaglio del pubblico ministero Francesca Torri, che sta indagando anche su possibili disattivazioni di sensori di sicurezza dell'impianto all'interno del fascicolo aperto per il reato di omicidio colposo. Una vicenda quindi tutta da chiarire, per la quale né l'azienda, oggi chiusa e con la produzione sospesa, né la famiglia della vittima, originaria dall'Albania ma da decenni residente a Miane, ora vogliono parlare. Famiglia che ieri accusava le forze dell'ordine di averla avvertita ben 3 ore dopo l'accaduto. A rispondere oggi il sindaco di Pieve di Soligo, a cui è toccato l'ingrato compito di avvertire i genitori. Io dico solo che rispetto all'incidente che c'è stato, se fossero stati avvisati prima, avrebbero atteso ancora di più, perché purtroppo l'incidente è stato complesso. Si è dovuto attendere tutta una serie di sopralluoghi, verifiche e è stato a un certo punto possibile far accedere all'area dell'infortunio la famiglia e lo abbiamo fatto e permesso. Allora, mi dicono che c'è in collegamento la nostra Valentina Visentin. Valentina, buongiorno. Oggi avrebbe dovuto laurearsi Giulia Cecchettin. So che tu questa mattina sei stata all'Università di Padova. Eccoti, buongiorno, ti vediamo. Sì, buongiorno Anna, noi siamo adesso a Torreglia perché abbiamo provato di nuovo a venire a cercare i genitori di Filippo Turetta, ma non ci risponde nessuno a casa. Molto probabilmente sono stati nuovamente forse convocati dai carabinieri, questo non abbiamo la certezza. Ieri sera i genitori comunque sono andati in caserma Teolo per portare il PC del ragazzo, un'operazione fatta ieri mattina invece dal papà di Giulia Cecchettin, che aveva fatto la medesima cosa portando il PC dai carabinieri, perché anche dai computer dei ragazzi potrebbe emergere qualcosa di utile. Ma come ben dicevi, oggi sarebbe stato il giorno della laurea di Giulia, alle 8:30 era attesa al Dipartimento DEI di Ingegneria Informatica per la discussione della tesi. Il suo nome però è stato rimosso dall'elenco dei laureandi perché è congelata la sua procedura di laurea, perché mancava l'ultimo adempimento, quello dell'inserimento del file finale della tesi nel sistema informatico dell'università. Tuttavia questa mattina c'era molta commozione nel Dipartimento. È molto importante l'appello che ha fatto il direttore del Dipartimento, che noi abbiamo sentito insieme ai ragazzi, e vi proponiamo il servizio con appunto come è andata questa mattina all'Università di Padova. Sentite. Le sessioni di discussione sono qui fino a mezzogiorno, quindi lei si può presentare in qualunque momento e troveremo il modo di gestire anche la sua presentazione. Anzi, ci auguriamo. Giulia, ti aspettiamo. La speranza che Giulia Cecchettin varchi la soglia del Dipartimento di Ingegneria in via Gradenigo a Padova rimane. Allora, Giulia è attesa oggi alla sessione di laurea. Sì, l'ho conosciuto, io ho fatto l'esame, hanno fatto l'esame con me di fondamenti di elettronica, quindi sono ragazzi che hanno studiato qui con noi, che li abbiamo formati, li abbiamo fatti crescere e quindi anche il nostro voglia e orgoglio di laurearli. Giulia la stiamo aspettando. Se uno non consegna la tesi può essere anche un messaggio che gli manca qualcosa da finalizzare, si vuole laureare tra qualche tempo, c'è una sessione di laurea anche a novembre, quindi non è scaduto niente. Se lei oggi si presenta e ci fa vedere la tesi completa, noi gli diamo la possibilità senz'altro. I professori continuano ad aspettarla e per lei rimane aperta la possibilità di discutere la tesi anche se la ragazza non ha completato l'ultimo step necessario, l'inserimento del file con la versione finale nel sistema informatico dell'università. Gaudenzio Meneghesso, direttore del Dipartimento, era stato professore sia di Giulia che di Filippo.
Posso ricordare nell'ambito di quello che può essere ricordo di un professore universitario che ha 150 studenti in aula, che fa degli esami e a volte c'è un'interazione più stretta con qualche studente che viene a parlare, a volte meno. Sicuramente il giudizio è positivo, avendo superato l'esame i due ragazzi hanno fatto sicuramente un buon risultato. Silvia Todros, relatrice di Giulia, evita le telecamere, nessuna parola, ma la storia della scomparsa dei due ragazzi ha scosso tutto il Dipartimento di Ingegneria. Me li ricordo che erano entrambi al mio corso, però non me li ricordo. Un pensiero per questa ragazza che oggi avrebbe dovuto laurearsi e invece non è qui. Ci ha colpito tutti, quindi siamo tutti un po' scossi per questa notizia. Oggi i ragazzi previsti nella sessione di laurea insieme a Giulia hanno rivolto un pensiero alla giovane. Mi dispiace tantissimo per questa situazione, spero che si ritrovino tutti e due molto presto. Conoscevi Giulia? Non personalmente, di vista, l'ho vista in aula. Che effetto ti fa? Oggi era prevista? Un po' di tristezza, che speravo che tornasse, purtroppo non è successo, quindi non so che altro dire. Cosa può essere successo? Magari un po' di tensione, di preoccupazione per la laurea? Può essere, però non lo so, minima idea. Spero niente di grave e che si possa risolvere tutto. Sicuramente è una situazione sconvolgente, quello sicuro. Il punto è che non ho avuto modo di conoscerla, ne avevo sentito parlare, mi sono subito informato perché fa subito notizia una roba del genere, però ecco, non saprei dire altro sull'argomento, cioè solo che fa strano, ecco, c'è gente che passa qua tutti i giorni e poi di colpo viene a mancare. Ecco. Io spero solo il meglio, purtroppo queste cose siamo abituati a vederle, quindi mi auguro veramente che non sia una delle solite volte. Gli studenti sono scossi e anche chi non si deve laureare ma conosceva Giulia di vista riesce a stento a trattenere la commozione. Solo di vista veramente non è un bel momento. Non me la solo quando li vedevi insieme come ti sembravano? Ma una coppia normalissima, nel senso io non penso niente su questa situazione. Avete sentito le voci raccolte all'università e l'università potrebbe essere anche la chiave di lettura di questo mistero, come lo ha detto anche ieri lo zio di Giulia Cecchettin, Andrea, parlando ai cronisti che lo aspettavano fuori casa, ha detto temiamo o pensiamo che insomma Filippo potesse essere rimasto male, che fosse preoccupato del fatto che Giulia si laureasse prima di lui, perché l'università era il luogo dove i ragazzi si erano conosciuti, il luogo dove si incontravano e soprattutto il motivo per cui avevano continuato anche a sentirsi dopo la rottura, la fine del loro rapporto. In questi ultimo periodo Giulia, proprio perché era occupata con la stesura finale della laurea, aveva ridotto molto le occasioni di contatto con Filippo. E quindi c'è ragione di pensare all'interno della famiglia della ragazza che proprio questa questione universitaria possa essere alla base di questa storia. Ovviamente sono tutte ipotesi e il fatto che i genitori di Filippo e che il papà di Giulia siano stati più volte convocati in caserma fa propendere per il fatto che i carabinieri stiano cercando di raccogliere quante più informazioni possibile sul rapporto tra i due ragazzi. Filippo, che era considerato da tutti un ragazzo tranquillo, ce l'ha ripetuto anche pochi minuti fa il dirigente della pallavolo che abbiamo incontrato qui a Torreglia, sul fatto che fosse possessivo nei confronti di Giulia, come invece ha detto la sorella Elena. Questi sono appunto aspetti che dovranno emergere dal racconto dei familiari dei due ragazzi. Per il momento da Torreglia è tutto, io restituisco la linea allo studio. Grazie alla nostra Valentina Visentin, tra pochissimo anche in diretta con la nostra Ilaria Marchiori che invece si sta muovendo in territorio veneziano, e poi la notizia dello sciopero di domani che appunto, come già anticipato, in qualche modo rischia di paralizzare la nostra regione. Oggi ne ha parlato il sindaco di Treviso Mario Conte. Io vedo Christian Arboit collegato da Cassugana a Treviso con il vice sindaco Alessandro Manera. Dicevamo un territorio che rischia di essere paralizzato dal punto di vista del trasporto pubblico, ma anche le scuole, la sanità. Allora facciamo il punto su che cosa potrebbe accadere domani. Christian, buongiorno.
Buongiorno Anna, a te e a tutti i telespettatori, anche da parte di Francesca Pezzo che sta curando la parte tecnica. Ci troviamo a Palazzo Rinaldi, dove è in corso una conferenza stampa per la presentazione degli eventi del Natale, ma oggi siamo qui soprattutto per fare il punto dello sciopero proclamato per domani. Si preannuncia una giornata di caos, anche se per il momento nessuno ha la percezione esatta di quello che potrà accadere. Sappiamo che sono stati giorni di dibattito proprio su questo tema. Fra poco sentirete anche le parole di Giacomo Colladon, presidente di MOM, che rassicura i trevigiani. Qui con me, come dicevi te Anna, c'è Alessandro Manera, vice sindaco di Treviso. Vice sindaco, buongiorno, lei che percezione ha? Buongiorno a tutti. Intanto teniamo conto del diritto di sciopero, è costituzionalmente garantito e quindi è giusto che in determinate condizioni i lavoratori facciano sentire la loro voce. Questo però chiaramente non deve andare a inficiare quelli che sono i servizi, specialmente quelli indispensabili, e sono convinto che tutte le sigle sindacali avranno un senso di responsabilità, specialmente in questo momento, di mantenere questi servizi attivi. Ecco, la precettazione ha riguardato il settore dei trasporti, non ha riguardato altri settori, quindi sanità, scuola, tutti i servizi sono a rischio in questi settori. Non direi a rischio, perché chiaramente poi si valuterà di momento in momento quali sono le attività da fare e se eventualmente chi è responsabile fare della precettazione, però io ripeto, sono sicuro che i lavoratori capiscono anche il momento e quindi nella giustezza probabilmente di protestare per qualche motivo è giusto non inficiare quei servizi che poi ricadono, oltre che sui lavoratori stessi, su tutti i cittadini in generale, anche le fasce più deboli. Lei è assessore all'ambiente, da questo punto di vista i servizi di raccolta saranno garantiti? Sì, per ora sono garantiti, quindi non abbiamo avvisagli di nessun tipo. Contarina farà la sua parte da questo punto di vista, anche con i propri lavoratori, che come sempre sono dimostrati molto responsabili in questo tipo di attività, perché poi saltare una raccolta vuol dire posticiparla magari di una settimana e le famiglie andrebbero in forte difficoltà, quindi sono sicuro che anche a Contarina non ci saranno grossi problemi. Ecco, da un punto di vista politico, lei è esponente della Lega, come valuta questo dibattito accesissimo, questo scontro che c'è stato in questi giorni tra Lega e sindacato, tra Salvini e sindacato? È chiaro che secondo me quando non sono chiare gli obiettivi di ottenere, per cosa si vuole ottenere rispetto a uno sciopero, può esserci un dibattito. È chiaro che quando sei al governo rispetto a quello che sono i lavoratori che vogliono protestare c'è sempre questa frizione, c'è sempre stata anche quando il governo era di sinistra. È giusto farlo, però ripeto, ognuno deve prendere tutto con grande senso di responsabilità. Grazie Vice Sindaco Alessandro Manera. Anna, ti lascio con le dichiarazioni appena raccolte del presidente di MOM, la società di trasporto pubblico della Marca, Giacomo Colladon. Che giornata sarà quella di domani per i trasporti nella Marca trevigiana, Presidente? Sarà una giornata in cui ci saranno degli scioperi che però sono contenuti, in quanto gli scioperi saranno dalle 9 alle 13. Sono salvaguardate le fasce orarie e quindi dalle 12 il servizio sarà regolare. Io credo che non avrà un impatto importante perché le scuole sono garantite, gli studenti andranno a scuola e andranno a casa. Ci sarà solo un momento di sciopero nelle ore di morbida e quindi le problematiche saranno non consistenti ma sono accettabili. Quindi lei non prevede nessun caos, almeno dal punto di vista dei trasporti? Io penso proprio di no, perché il sciopero fatto dalle 9 alle 12 è uno sciopero che comunque crea dei disagi, ma non assolutamente per la grande parte dell'utenza di MOM. Avete un sentore sulla percentuale di adesione? È impossibile saperlo in questo momento, sono sigle che hanno deciso di fare lo sciopero, altre hanno deciso di no, quindi in questo momento è difficile, impossibile quantificare le corse che salteranno. È scattata la precettazione, questo ha creato, ingenerato tante polemiche, è stata giusta questa decisione? Allora, la precettazione deriva da un garante che ha deciso che lo sciopero, così come è stato indetto, ha delle problematiche. Quindi secondo me è corretta la precettazione, è corretto anche quello che ha fatto il Ministro, salvaguardando comunque il diritto allo sciopero da parte dei lavoratori. Allora, mi dicono che è collegato Andrea Martella, segretario del Partito Democratico Veneto, il segretario Andrea Martella. Allora lo saluto, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno.
Buongiorno a tutti i telespettatori. Senta, a questo proposito, prima di andare in pubblicità, perché abbiamo il tassativo, però vorrei chiederle, segretario, di rispondere, agganciarsi un po' a quello che ha detto il presidente di MOB, Mobilità di Marca, legato allo sciopero indetto per domani, no? C'è questo sciopero molto ampio, trasversale, che coinvolge diverse categorie, con un'adesione che si preannuncia essere molto molto ampia, quindi con disagi che questo potrà comportare, e l'azione del governo con il ministro Salvini che fa partire, è accaduto davvero pochissime volte, la cosiddetta precettazione. Ecco, cosa ne pensa? Schlein ha detto è un attacco al diritto dei lavoratori. Ma innanzitutto io penso che domani sia una giornata di protesta, di lotta indetta dai sindacati, CGIL, UIL ed altre organizzazioni, che mette al centro alcune proposte. Ed è del tutto evidente che il diritto di sciopero è un diritto costituzionale che deve essere garantito e per il quale gli stessi lavoratori evidentemente pagano un prezzo rispetto al loro stipendio di quella giornata. Mi è sembrato davvero che le parole di Salvini siano state fuori luogo, anche al di fuori di una grammatica di rispetto che dovrebbe sempre essere alla base dei rapporti tra le organizzazioni sindacali, le forze politiche e il governo in questo senso. C'è uno sciopero, questo sciopero è possibile farlo, il garante eventualmente interviene rispetto allo svolgimento di questo sciopero, ciò è previsto dalla legge, ma non può essere certo Salvini a indicare al garante che cosa deve fare o a impedire ai lavoratori di scioperare. Insomma, mi paiono regole fondamentali, e in questo senso mi pare davvero che la destra e Salvini in modo particolare abbiano commesso un errore grave, proprio dal punto di vista della cultura politica e istituzionale. Senta, segretario, stiamo così percependo anche noi, operatori del settore, un conflitto sociale in qualche modo aumentato, no? Abbiamo visto le famiglie arcobaleno come si stanno muovendo a Padova, con un'amministrazione comunale che si è apertamente schierata in loro favore davanti al Tribunale di Padova. Poi oggi questo braccio di ferro, no, del governo con i lavoratori che in qualche modo chiedono il rinnovo del contratto, quantomeno un adeguamento dei loro stipendi all'inflazione che è evidente averli messi in ginocchio. Secondo lei è così? Cioè si sta creando un conflitto sociale più ampio rispetto agli anni precedenti, e che cosa serve fare? Cosa dovrebbe fare il governo? No, la verità è che noi ci troviamo in una situazione economica un po' più difficile di quanto si prevedesse, con un governo che ha a che fare con una realtà più complicata di quella che pensavano di poter gestire magari quando erano all'opposizione. E non c'è dubbio che noi abbiamo una situazione in cui c'è un'inflazione piuttosto alta, il costo della vita aumenta, le bollette aumentano, i contratti nuovi non si fanno e la posizione economica di famiglie, di imprese, di cittadini è davvero, si è fatta più difficile e più preoccupante. Purtroppo la legge di bilancio fa delle scelte che dà qualche contentino qui e là, ma non risolve i problemi, e quindi io non penso che siamo di fronte a una situazione di conflitto. Penso però che la tensione stia aumentando, le difficoltà delle famiglie aumentino, e che anche la luna di miele che sembrava avere il governo Meloni con la popolazione, con l'opinione pubblica, probabilmente finirà prima di quanto si pensasse. Le chiedo di attenderci pochi secondi, segretario, perché c'è la nostra Ilaria Marchiori collegata da Vigonovo. Torniamo alla vicenda dei ragazzi scomparsi, siamo al 5° giorno di ricerche, quindi le chiedo di attenderci un attimo. Ilaria, eccoti, ti vediamo collegata, sei a Vigonovo, confermi, buongiorno.
Sì, buongiorno Anna, buongiorno ai nostri telespettatori. Sì, siamo a Vigonovo di fronte all'abitazione di Giulia. Quello che vi posso dire oggi è che sono riprese le ricerche a 360 gradi. Proprio questa mattina a Dolo c'è stato un briefing di fronte alla tenenza dei carabinieri, tra i carabinieri appunto i vigili del fuoco, proprio per decidere come coordinarsi e su quale zone concentrare le proprie ricerche questa mattina. Inoltre proprio da questa mattina si sono messi a disposizione ben 60 volontari della Protezione Civile della città metropolitana proprio per dare una mano e coadiuvare queste ricerche. Tutti i volontari sono operativi proprio a supporto delle forze dell'ordine, questo nel piano di ricerca delle persone scomparse che è stato fatto su richiesta della Prefettura di Venezia. Le zone su cui si sta puntando sono sempre quelle comunque lungo la riviera del Brenta, ancora la zona di Paluello, una zona nel Miranese, poi si continua a percorrere in qualche modo la Noalese, quelle che potrebbero essere le strade percorse da Filippo da sabato sera a poi l'arrivo nel Trevigiano, poi nel Bellunese, quello che abbiamo sentito in questi giorni. L'ultimo avvistamento ieri mattina nella zona di San Candido, adesso si sta cercando anche in Austria. Con tutta probabilità le forze dell'ordine stanno seguendo una pista abbastanza precisa, una pista abbastanza certa, solo che ovviamente, come è sempre stato in questi giorni, le bocche sono cucite perché per permettere anche di lavorare in tranquillità senza le telecamere puntate, anche per quanto riguarda proprio le ricerche qui in zona. Continuano a sorvolare gli elicotteri, quindi sia dei carabinieri che dei vigili del fuoco, come è stato anche fino a ieri pomeriggio a una certa ora, perché poi ovviamente era buio. Ieri mattina il papà di Giulia è stato convocato nella caserma dei carabinieri qui di Vigonovo, ha portato anche il PC di Giulia, così come i genitori di Filippo hanno portato il suo tablet ai carabinieri di Teolo. Si vede che stanno facendo delle ricerche, scavando nella vita dei due ragazzi per avere ulteriori dettagli, per capire se ci sono altre piste da poter percorrere. Abbiamo sentito questa mattina le testimonianze all'Università di Padova, dove Giulia si sarebbe dovuta laureare alle 8:30 e poi anche si sarebbe dovuto festeggiare, come aveva detto il papà proprio ieri. Io non disdico nulla, per cui la laurea è stata proprio un altro aspetto che è stato toccato in questi giorni, soprattutto negli ultimi due, dagli zii di Giulia, che l'hanno vista un po' come la chiave di quello che sta succedendo, tanto che hanno detto: se il motivo era quello di non potervi laureare insieme, almeno magari dal punto di vista di Filippo, sappia anche Filippo che se tornate affronteremo tutto insieme, magari vi potrete laureare insieme. Ieri lo zio ha detto e magari anche festeggiare insieme. Questo è quello che ci auguriamo tutti, che ritornino a casa sani e salvi entrambi al più presto. Anna, se non ci sono ulteriori domande, io qui da Vigonovo restituisco la linea, poi ve la richiedo qualora ci fossero altre novità. Grazie Ilaria. Tempo di leggere un'ANSA appena battuta. Non abbiamo ad oggi dati certi nemmeno per affermare che Giulia in ipotesi sia trattenuta dall'ex fidanzato contro la sua volontà, ma non vi è neppure alcun elemento contrario per dire che i ragazzi non siano vivi. Lo dice all'ANSA l'avvocato Stefano Tigani, legale che sta assistendo la famiglia di Giulia Cecchettin, la 22enne scomparsa da sabato scorso. Devo lanciare la pubblicità, pochissimi secondi, torniamo ancora qui in diretta con il caso dei ragazzi scomparsi, il senatore Andrea Martella che rimane in collegamento con noi. A tra poco. Eccoci, ben ritrovati, prima edizione di Antenna 3 Nord-Est. Stiamo facendo il punto con i colleghi tra Torreglia, Vigonovo, Dolo per seguire la vicenda di Giulia e Filippo. Siamo al 5° giorno di ricerche, si cerca anche con i droni. La Punto Nera di Filippo è stata vista l'ultima volta a San Candido, dunque le ricerche si stanno spostando verso l'Austria. Ma c'è un altro tema che abbiamo a cuore, che stiamo seguendo in questi giorni, ed è quello legato alle morti bianche, e su questo vorrei tornare con il senatore Andrea Martella, che è collegato con noi, segretario del Partito Democratico del Veneto. Buongiorno
ancora e grazie per averci atteso. No, grazie a voi. Mi faccia dire anche una cosa molto breve rispetto al fatto dei due ragazzi di cui siete occupati con tanta dovizia e con tanta documentazione. È davvero un momento di apprensione collettiva per tutti, speriamo che le cose si possano risolvere positivamente. Oggi Giulia, come avete ricordato, avrebbe dovuto discutere la sua tesi in ingegneria, è un giorno fondamentale per lei e per la sua famiglia. E quindi davvero speriamo che le cose si possano risolvere e non c'è dubbio che noi, dal punto di vista delle istituzioni, dobbiamo fare in modo che si crei, ne ho già parlato altre volte, un clima culturale diverso, un'educazione sentimentale basata su valori fondamentali di rispetto che deve iniziare dalle scuole a potersi sviluppare. Quindi noi dobbiamo davvero trarre da vicende come queste quell'esigenza sempre più grande di fare in modo che le scuole, le centrali educative, il tessuto associativo concorrano alla costruzione di una nuova educazione sentimentale, di un alfabeto dei valori in cui tutti i nostri giovani si abituino e si possano ritrovare. Ecco, ci tenevo a dire questa cosa. Invece, per rispondere alla sua domanda, sì, noi abbiamo avuto l'ennesimo incidente mortale sul lavoro l'altro giorno e sinceramente è un bollettino di guerra questo delle morti sul lavoro, in modo particolare nel Veneto, ed è per questa ragione che mi sono subito attivato e ho chiesto che la commissione d'inchiesta per la sicurezza del lavoro fosse in Veneto. Ci sarà la prossima settimana, ascolterà le istituzioni, le associazioni, i sindacati, gli enti preposti. È una commissione d'inchiesta e quindi ha dei poteri simili a quelli della magistratura. Bisogna fare luce e chiarezza su quanto sta avvenendo, soprattutto bisogna costruire una nuova cultura della legalità e della sicurezza, della prevenzione e dei controlli nei luoghi di lavoro, perché non si può continuare a morire e nessuno di noi può assuefarsi a situazioni di questo genere. Appunto, che ha perso la vita Anila, poi ricorda un po' quello che è accaduto a Luana D'Orazio, si ricorderà nel 2021, eravamo a Prato in quell'occasione e anche lì ci fu, come dire, una grande sollevazione da parte dell'opinione pubblica, come peraltro avviene tutte le volte che uomini e donne... Più. Ci sente? Ci sente? Stavamo ricordando la storia di Luana D'Orazio, la giovane mamma mancata a Prato a causa appunto di un altro incidente sul lavoro. Vediamo se abbiamo recuperato il collegamento. Ci sente, segretario? Sì, adesso sì, non so cosa fosse successo. Ci deve essere stato un salto della linea. Stavo ricordando la storia di Luana D'Orazio nel 2021 a Prato, la giovane mamma stritolata nell'orditoio. Sono storie che fanno commuovere e che sollevano in qualche modo l'opinione pubblica, indignano l'opinione pubblica, ma oggi dobbiamo davvero fare qualcosa in più. Nel caso di Anila dell'altro ieri si è trattato, e su questo sta indagando la procura, di un errore umano, quindi procedure che di fatto non sono state rispettate. Ecco, che cosa chiederete, che cosa potrà fare una commissione d'inchiesta in più? Beh, allora innanzitutto la magistratura verificherà come sono andati i fatti, la dinamica dell'incidente, l'errore umano, se c'è stato, o comunque qual è stata la dinamica. Ma al di là del caso di Alina, che è diventato un caso nazionale appunto, noi non possiamo ogni volta esprimere il dolore, lo sgomento e poi limitarci a delle affermazioni generiche. Bisogna che le istituzioni facciano di più, e cioè la sicurezza del lavoro deve diventare una questione centrale per il governo del Veneto e per il governo nazionale. Bisogna assumere lo Spisal per fare i controlli, bisogna fare maggiore prevenzione e formazione del personale,
è necessario fare in modo che il livello di sicurezza anche nelle imprese più piccole si alzi. La commissione di inchiesta che verrà ascolterà la Regione, ascolterà gli enti preposti, l'INAIL, lo SPISAL, e avrà modo anche di fare un sopralluogo. È una richiesta che ho fatto proprio ieri, perché chi ha un ruolo istituzionale deve muoversi e deve fare tutto il possibile perché casi drammatici come questi non si debbano ripetere. I sindacati, Martella, hanno sottolineato come le pene per, come dire, di fronte a casi come quello di Anila o incidenti sul lavoro, le pene non sono troppo severe, bisognerebbe parlare di omicidio sul lavoro, non solo di incidenti sul lavoro, cioè bisognerebbe proprio cambiare l'apparato della giustizia nei confronti, l'approccio della giustizia nei confronti di questo tipo di incidenti, perché molto spesso tanti datori di lavoro eludono come dire, tutte le norme legate alla sicurezza perché non v'è come dire, un apparato di giustizia tale da fargliele rispettare. Cosa ne pensa? Allora, quando parliamo del reato di omicidio sul luogo di lavoro, stiamo entrando ancora in un'altra riguarda appunto le pene, che riguarda il codice penale. Nella vicenda della quale da tempo ci stiamo occupando nel Veneto, secondo me bisogna fare di più perché non avvengono incidenti mortali sul lavoro. E naturalmente lo dobbiamo fare soprattutto in quelle aziende dove non c'è una formazione sufficiente, non c'è un'innovazione tecnologica sufficiente e magari dove non avvengono i controlli necessari per verificare che tutto vada al meglio. Questo magari non avviene perché non ci sono gli ispettori. Perché magari gli ispettori possono arrivare solo quando una tragedia si è compiuta, invece bisogna che ci vadano prima, che siano presenti prima, perché c'è il rischio che non vengano, non sarà questo caso, poi lo si vedrà, ma c'è il rischio che non vengano rispettate quelle che sono elementari regole di sicurezza a cui dovrebbero essere formati i lavoratori. Ecco, io penso che il nostro compito sia innanzitutto entrare in questa dinamica per fare in modo che non avvengano più tragedie come queste e al contempo affrontare anche le questioni che riguardano la parte più relativa alla giustizia e a quelle che devono essere le pene. Quindi lei dice più risorse per la prevenzione, più risorse per la formazione, ma anche proprio per gli ispettori, per quelli che possono andare in giro nelle aziende a verificare la regolarità di procedure di lavoro e di sicurezza nell'ambito degli impianti delle varie aziende. Grazie segretario per essere stato con noi, quindi commissione d'inchiesta per la prossima settimana, torneremo anche noi come dire, ad accendere i riflettori su questioni di questo tipo e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Grazie per essere stato con noi, Andrea Martella. Grazie a voi, buon lavoro, buongiorno. Arrivederci. Con il senatore Andrea Martella un passaggio prima anche sullo sciopero di domani, sciopero che rischia appunto di paralizzare la nostra regione. Faremo il punto sui servizi che potrebbero saltare, primo tra tutti i servizi di trasporto pubblico. Vedo collegato invece il nostro Fabio Fioravanti, se non sbaglio siamo a Belluno, abbiamo un collegamento anche a Belluno con l'assessore ai lavori pubblici per Anna, grazie per la linea. Eccoci. Siamo nella piazza più bella di Belluno dal punto di vista architettonico, perché certamente è una cosa che forse non si sanno, che Belluno è l'unica città che ha in centro storico una piazza che è un parco, che è Piazza dei Martiri. Però dal punto di vista architettonico la prefettura alle nostre spalle, che è veramente spettacolare, Stefano Bozzi ve la sta facendo vedere, alle sue spalle il Duomo che avete visto sabato scorso nella festa di San Martino, e lo stabile di cui andiamo a parlare rendono questa piazza davvero molto molto bella, perché alle spalle, Stefano sta riprendendo, c'è l'auditorium e
ci sono novità importanti, dato visto una locandina, quella del Corriere del Veneto, proprio oggi a piena pagina sull'Auditorio. Certo, arriviamo a un punto fondamentale dei lavori pubblici. Qui interveniamo con 1.300.000 euro, peraltro del PNRR. Che quindi serve dire per quelli un po' vecchi come noi che serve 2.600.000.000, non sono noccioline. Bravissimo, conti alla mano. No, facciamo un intervento importante sulle facciate e sull'interno e poi sull'area archeologica. Sono 3 interventi in uno, quindi abbiamo messo assieme 3 progetti importanti. Un anno di lavoro, insomma, daremo a questa piazza un ulteriore modo per venirla a visitare questo auditorium, l'ex Palazzo dei Vescovi, in questa che è una città assolutamente storica. Insomma, piano piano riusciamo a chiudere tutti i progetti del PNRR, questi erano 3 progetti importanti, mi pare che siamo ovviamente in linea con quello che abbiamo stabilito col Ministero. E non stiamo parlando di ipotesi perché i cantieri aprono? Sì, la settimana prossima. Io pensavo già oggi di vedere le impalcature per l'esterno, avendo dato l'opportunità di occupazioni solo pubblico nei giorni scorsi, ma insomma è questione di giorni e vedremo questo primo cantiere che, ripeto, durerà un anno. È un'impresa unica del Trevigiano che ha preso l'appalto, è un'impresa seria, mi pare evidente che siamo ben fiduciosi che la cosa vada avanti. Anche perché sono soldi che vengono dal PNRR, quindi hanno tempi ben scanditi e determinati. Sì, assolutamente, almeno il 30% dovremo rendicontarlo dentro l'estate prossima, e che non è poco, ma questo è un cantiere, diciamo, anche delicato per certi versi, perché ha la sovrintendenza alle spalle, interviene su una struttura, un edificio importante, ma insomma dentro ci sarà questa area archeologica, ma questa sarà la casa della musica di Belluno e di chi lo vuole frequentare. Elemento importante che, insomma, un po' di cultura non fa mai male. Lei ha detto l'auditorium, che è la sala della musica, che è pensato per concerti, per convegni, cioè per tante possibili attività. Le facciate che stiamo vedendo sono chiaramente, uso un termine improprio, da rinfrescare. Sì. L'area archeologica, di cosa stiamo parlando? L'area archeologica è una piccola area archeologica dentro, all'interno, dopo l'atrio qui, è un'area, diciamo, che si intramette tra il cortile interno e la parte diciamo che va verso le sale, sono degli reperti archeologici di epoca romana e altri, insomma della storia di Belluno, quindi esporremo questa piccola parte anche per i visitatori. Quello che mi interessa dire è che questo intervento qui riveste quel carattere che chiedeva la città, chiedeva da 10 anni. No? Anche perché, ricordiamo, questi sono lavori che sono fermi dal 2016. Dal 2016, quindi i lavori erano iniziati un po' prima. 2013 mi sembra. Esatto. Però insomma la città chiede questo contenitore come un contenitore importante per il cuore della città e noi ci stiamo arrivando. Ringrazio anche la passata amministrazione che indubbiamente ha presentato i progetti, ma questo è un momento importante anche per rivivere questa città che merita tutta. Guarda, se mi consenti, prima di darti la linea, una cosa mi sembra doveroso, perché l'assessore Rocconi, ricordiamo l'assessore ai lavori pubblici, esce dalla giunta, è appena terminata, è doveroso chiederle, ci sono novità da Palazzo Rosso? Ma oggi abbiamo fatto la normale amministrazione, diciamo quello che si passa in giunta, ci sono alcune tematiche importanti della comunità montana, delle altre cose, insomma temi che riguardano... Ce ne dica una. Questa, quella della... Cosa succede? Comunità montana cosa succede? No, andiamo a vedere come lo stato dell'arte dei lavori dell'Unione Montana, che è l'unione è un'unione che riveste i comuni di Ponte nelle Alpi e quello di Belluno. C'erano delle difficoltà per il passato, stiamo cercando di risolverle. Anche lì un trascinamento decennale di alcune situazioni di criticità, ma insomma ci stiamo arrivando pian pianino a trovare delle soluzioni anche in vista del nostro bilancio e dell'approvazione del bilancio dell'Unione Montana, quindi insomma tutti temi economici che non riguardano il mio assessorato ma che riguardano la Giunta nel complessivo. Grazie a Franco Roccon che ci ha tenuto compagnia da Piazza del Duomo, con alle spalle un palazzo che ci auguriamo l'anno prossimo potrete vedere diverso da queste che sono immagini che Stefano dovrà conservare, perché in realtà sono, speriamo, la testimonianza del passato ormai. Possiamo dire così? Sì, esattamente, esattamente. Anna, grazie per la linea, buon proseguimento con l'edizione del nostro telegiornale. Grazie Fabio. Una notizia di cronaca ci porta
A Vicenza un giovane di 20 anni colpito, è rimasto gravemente ferito da un proiettile all'addome, è ricoverato nel reparto di rianimazione al San Bortolo di Vicenza. È stata la stessa vittima nella serata di ieri a presentarsi al pronto soccorso, dove è stato poi trasferito in sala operatoria e ha subito un intervento d'urgenza. Secondo i primi riscontri della squadra mobile di Vicenza, il ferimento sarebbe accaduto nella zona ad est della città, nel quartiere di 7K. La questura sta cercando di ricostruire la vicenda. Nella notte sono state eseguite, secondo indicazioni, delle perquisizioni. Dovrebbe essere collegata invece per noi nuovamente la nostra Valentina Visentin da Torreglia. No, non ce l'abbiamo ancora perché ci sono delle novità da Torreglia. Allora intanto saluto l'ospite che ci ha raggiunto. Lei è Ilaria Gastaldo, educatrice della cooperativa Chase di Treviso. Ilaria, eccoci, buongiorno. Buongiorno, grazie dell'invito. Allora, grazie per averci raggiunto. Lei sa che stiamo seguendo il caso di Giulia e di Filippo, per cui siamo in costante collegamento con le nostre truppe sul territorio, ma intanto vorrei spiegare ai nostri telespettatori il suo collegamento, perché parleremo di gioco d'azzardo tra poco, perché il Chase ha stretto un protocollo, un accordo con l'ULSS 2 per entrare nelle scuole e fare prevenzione, perché il gioco e l'azzardo sono due cose diverse, ed è questo che cercherete di spiegare ai ragazzi. Sì, assolutamente. Il progetto nato da un'idea di ULSS 2 per noi ha un grande valore. Abbiamo come capofila la cooperativa Olivotti con cui collaboriamo ed entriamo insomma nelle scuole per conoscere un po' i ragazzi, le loro aspettative, le loro conoscenze sul gioco d'azzardo e dargli quelle che in realtà sono le notizie reali sul gioco d'azzardo e non quello che di solito insomma si crede o si vede passare come una finta vincita, quando in realtà insomma non c'è una vincita, ma sappiamo bene che tutto è calcolato per favorire le perdite anziché le vincite. Senta, in che misura il fenomeno del gioco d'azzardo coinvolge secondo lei anche i giovanissimi in questo momento? Cioè, che percezione state avendo anche sulla base del lavoro che state facendo? Ma guardi, il progetto è iniziato da poco, possiamo parlare di quelle che sono state le percezioni degli anni scorsi. In ogni classe c'è una piccola percentuale di ragazzi, almeno 2 o 3 persone in ogni classe, che sentono anche sensazioni ed emozioni che riguardano molto la dipendenza al gioco d'azzardo, come l'ansia, lo stress mentre giocano. Addirittura c'è chi chiede ad amici qualche soldo per poter giocare la partita, chi scommette. La difficoltà è più che altro nel capire per i giovani di adesso quanto facile sia, anche soltanto giocando con i soldi virtuali di qualsiasi applicazione o videogioco, poi inciampare in quella che è in realtà la spesa reale con soldi veri. Questa facilità dell'avere per loro in mano soldi o bancomat e poterli usare appena finito il videogioco e aver usato i soldi virtuali, di poter usare quelli veri, è chiaro che il rischio aumenta. Ecco, questo. C'è qualcuno insomma che conosce bene il gioco d'azzardo, purtroppo si fanno un po' ingannare da la volontà di vincere, ma di fatto poi quando andiamo in classe insomma cerchiamo di spiegare loro quali sono gli inganni che stanno dietro al gioco d'azzardo. Ilaria, le chiedo pochi secondi, vado dalla nostra Valentina Visentin che ci ha chiesto la linea e poi torniamo da lei. Valentina, buongiorno, dove ti trovi? Cosa sta accadendo? Ci siamo spostati da Torreglia e siamo arrivati a Teolo, dove c'è la caserma dei Carabinieri, perché all'interno ci sono i genitori di Filippo Turetta, quindi sono arrivati qui in caserma questa mattina, molto probabilmente per fornire nuove informazioni, anche alla luce del fatto che ieri sera hanno consegnato il PC del ragazzo ai Carabinieri. Speriamo possano esserci ovviamente più tardi, li aspetteremo all'uscita magari delle informazioni che possano far luce sulla vicenda dei due ragazzi. Ovviamente sono ore di apprensione perché la fuga sembra sia ormai diretta anche verso l'estero e si teme che appunto la macchina dei ragazzi possa aver superato il confine. Quindi noi siamo qui a Teolo, i genitori di Filippo sono all'interno della caserma che vedete alle mie spalle. Non appena magari avremo informazioni o i genitori usciranno dalla caserma cercheremo di contattarli, di raggiungerli e vi daremo ulteriori notizie.
Grazie alla nostra Valentina Visentin che, come avete sentito questa mattina, era all'Università di Padova. Oggi Giulia avrebbe dovuto discutere la tesi, oggi avrebbe dovuto essere per lei il giorno della laurea. Grazie Valentina, chiedici la linea ovviamente in qualsiasi momento. Noi torniamo, Ilaria, da lei per parlare di gioco d'azzardo con il CEIS che entra all'interno delle scuole. In quali scuole sarete? Quali sono le classi d'età dei ragazzi con cui interagirete? Guardi, entreremo in 9 istituti quest'anno per un totale di 17 classi, quindi incontreremo all'incirca anche in questa edizione quasi 300 ragazzi, se facciamo una media di 20 studenti per classe. Gli istituti sono sparsi in tutta la provincia. Abbiamo iniziato in questi giorni con il Cerletti e il Turazza, il Cerletti di Oderzo e il Turazza di Treviso, ma ne seguiranno altri come il Vesta, Alberto e il Duca degli Abruzzi, insomma. Per citarne alcuni, poi non vorrei dimenticare magari qualcun altro. La cooperativa Olivotti ne vedrà altre 18, quindi in totale saranno più di 35 classi coinvolte e questo per noi è motivo di grande orgoglio. Senta, nel nome della prevenzione ovviamente, quando entrate nelle scuole avete la percezione che questi ragazzi siano anche figli di genitori che possono avere patologie di questo tipo? Non abbiamo solo la percezione, per noi è una certezza, nel senso che lo percepiamo dalle loro risposte. A volte chiediamo, quando iniziamo a parlare di cosa secondo loro può mettere a rischio un giovane adolescente nel diventare un giocatore d'azzardo patologico, loro ci dicono: beh, ma se uno ha il papà o la mamma che gioca è più facile perché è una cosa che ho a casa e che magari posso usufruire, anche semplicemente il gratta e vinci comprato mentre si va in autostrada all'autogrill, perché c'è questa idea, insomma, che in autogrill ci siano quelli vincenti. Già quello per loro è un segnale che in famiglia è una cosa accettata a giocare d'azzardo. Come si salvano questi ragazzi, Ilaria? C'è poi un secondo passaggio in caso Con di la presa in prevenzione, carico? io credo che la consapevolezza. Sì, la consapevolezza è tutto. Noi quello che facciamo non è dire loro che il gioco è il male, perché giocare è un'attività bellissima, noi cresciamo e maturiamo, impariamo a stare in una società grazie al gioco. Chiaro che quando subentra l'azzardo e quindi anche una spesa economica, non solo per loro ma anche per le loro famiglie, diventa tutto molto più rischioso e, ripeto, la facilità con cui i giovani di oggi hanno accesso al loro gruzzoletto di denaro o magari anche investendo online con monete virtuali e quant'altro, veramente li mette a rischio. E quello che facciamo noi è quello di far conoscere a loro quali sono i rischi reali del gioco d'azzardo, quindi quali sono le probabilità anche matematiche dietro ad un gioco e quindi quanto realmente sia facile perdere e non vincere, quanto sia rischioso dirci che se grattiamo un gratta e vinci troviamo la stessa cifra per cui l'abbiamo pagato, non è una vincita, siamo tornati a pareggio, perché se io spendo 5 euro per comprarlo e ne vinco, tra virgolette, 5, non ho vinto niente. Questo però è uno di quei meccanismi che ci trae in inganno e soprattutto trae in inganno ragazzi così giovani, quindi credo che costruire consapevolezza con loro sia il primo passo per riuscire a ridurre il rischio. Come valuta le regole che disciplinano il gioco d'azzardo, dalla vendita dei gratta e vinci a come le valuta? Ecco, è una domanda un po' complicata, è una domanda che ci fanno anche in classe i ragazzi, in cui cerchiamo sempre, insomma, di dare una risposta abbastanza generica, no? Perché sono gli stessi studenti che dicono: ma se le case del gioco sono qualcosa di più in alto di noi, perché poi voi venite a fare anche prevenzione con gli stessi soldi? E lì ci troviamo sempre un po' in difficoltà, no? Perché è l'eterno dilemma. Quello che diciamo a loro è che sicuramente sono cose regolamentate, cioè tutti i giochi hanno le loro regole che sono ben scritte, sono ben definite per normativa e sicuramente tutti i gestori di sale gioco piuttosto che bar, tabacchini dove ci sono slot piuttosto che macchinette dove poter giocare d'azzardo
dovrebbero rispettare, se non altro chiedere la carta d'identità. Quello che cerchiamo di dire ai ragazzi è di fare attenzione quando entrano in questi luoghi, nel non farsi attrarre da quelli che loro stesso riconoscono come qualcosa di attraenti, i rumori della slot che rilascia i soldi, le luci attraenti, l'ambiente soffuso. Si cerca di lavorare un po' su quelle che sono le emozioni che loro provano quando entrano nei luoghi in cui si può giocare, e soprattutto nelle app, perché in realtà noi ricordiamo la vecchia schedina del Superenalotto, ma tra i giovanissimi non c'è la schedina del Superenalotto, c'è l'app dove io posso giocare, che mi riconosce magari un piccolo premio o mi fa accedere a qualcosa, a qualche gadget per il mio personaggio avatar, e di fatto però io sto giocando d'azzardo, quindi ci sono diversi rischi. È cambiato un po', se ci riferiamo ai giovani, il panorama. Il panorama è diverso e sicuramente è tutto molto più a portata di mano. Grazie Ilaria, ne parleremo anche con i nostri prossimi ospiti, lanciando un po' il grande lavoro di prevenzione che state facendo con l'ULSS 2 nelle scuole del Trevigiano. Grazie educatrice del CEIS, Ilaria Gastaldo, per essere stata con noi. Arrivederci Ilaria, grazie. Grazie, arrivederci. Arrivederci. Andiamo a Cassugana adesso, dove per noi, eccolo là, c'è il sindaco Mario Conte che fa un appello. Torniamo a parlare di Giulia e di Filippo scomparsi dall'11 di novembre. Cristian, siamo da te. Sì Anna, buongiorno di nuovo. Mario Conte, sono ore e giorni di angoscia per il Veneto, per la comunità veneta. Giulia e Filippo, lei vuole rivolgere a questi due ragazzi un pensiero, un appello? Sì, innanzitutto continuiamo a sperare in un lieto fine di questa vicenda e ci tengo a portare la mia vicinanza personale di tutta la comunità trevigiana alle famiglie e agli amici che stanno vivendo davvero giornate di grande angoscia. Le ricerche stanno continuando, ringrazio i Vigili del Fuoco, le Forze dell'Ordine, Protezione Civile, Polizie Locali, insomma tutte le istituzioni che si stanno muovendo. L'appello che faccio, ma non soltanto ai due ragazzi, ma un po' a tutte le persone che stanno vivendo magari dei momenti di particolare stress o preoccupazione, che è quello di non sentirsi soli e pensare che ad ogni problema c'è una soluzione e che insieme si può trovare il perché a tutto. Quindi l'appello intanto è quello di rimettersi in contatto, e la speranza è quello di ritrovarli al più presto, e poi a tutti coloro che invece stanno vivendo, perché nella vita può capitare un periodo particolarmente difficile, di appoggiarsi alle istituzioni, perché ci siamo e perché non vogliamo lasciare indietro nessuno. Tra l'altro lei nei mesi scorsi aveva anche inviato una lettera al governo chiedendo una task force per i giovani, per le nuove generazioni. Diciamo che bisogna fare di più forse. Ma tutti noi dobbiamo fare di più, però deve cambiare un po' l'atteggiamento generale, nel senso che non dobbiamo mai pensare che i problemi siano sempre di qualcun altro, ma dobbiamo anche metterci nei panni di coloro che il problema lo stanno vivendo, pensando che un domani magari quel particolare momento di difficoltà può capitare a ognuno di noi. Se noi ragioniamo così abbiamo una predisposizione all'aiuto e all'ascolto decisamente più importante, e credo che oggi sia fondamentale. Poi le istituzioni devono fare la loro parte. Proprio questa mattina ho incontrato 2 scuole per affrontare il tema delle baby gang, del disagio giovanile con i ragazzi, perché io parto dalla parte politica e non voglio ripetere gli errori del passato dove la politica parla di giovani ma non parla con i giovani. Ecco, io ho cominciato a parlare con i giovani e devo dire che loro poi sono anche fonte di grandi soluzioni, perché conoscono bene il problema e ti sanno anche indicare la via per portare soluzioni. Serve però un cambio di mentalità e un cambio di abitudini da parte di tutti. Grazie Sindaco Mario Conte, Presidente ANCI Veneto, per queste riflessioni. Da Palazzo Rinaldi con Francesca Pezzo. Anna, ti restituisco la linea. Grazie, grazie Cristian, buon lavoro. Pochissimi secondi di pubblicità, poi ancora qui con ospiti studio e in collegamento con la nostra Ilaria Marchiori, di nuovo da Vigonovo con la sorella di Giulia al microfono. Tra poco. Eccoci, buongiorno, prima edizione, sempre in diretta rigorosamente. Tra pochissimo ci colleghiamo con la nostra Ilaria Marchiori che ha sentito Elena, la sorella di Giulia,
scomparsa insieme a Filippo ormai da sabato 11 novembre, quindi quando abbiamo l'intervista e la possiamo far ascoltare ai nostri telespettatori, avvisatemi, perché è importante far sentire le parole di Elena. Intanto vi presento chi ci ha raggiunto in studio: Ilario Simionaggio, Dipartimento Legalità della CGIL del Veneto. Ilario, buongiorno. Buongiorno a te, agli ascoltatori. Grazie. E poi Simone Binotto, referente territoriale di Libera. Continuiamo. Buongiorno Simone. Buongiorno ai telespettatori anche. Gioco d'azzardo, un fenomeno dilagante anche nella nostra regione. 3 incontri a Preganziol dal titolo Giocarsi la vita, organizzati proprio da Libera insieme a Ilario con la CGIL. Poi ci sono anche degli psicologi coinvolti in questo progetto. Ilario, parto da te. Perché è importante e quali messaggi state lanciando? Tante figure professionali unite insieme per fare fronte comune contro il gioco d'azzardo. Sì, sta diventando una delle più rilevanti entrate dello Stato e una delle principali disgrazie di questo Paese. Basta citare che si spendono più soldi per il gioco d'azzardo di quanto ci costa il servizio sanitario nazionale, e le giocate pro capite, compresi i bambini, sono 2.300 euro all'anno. Dato medio, compresi i bambini appena nati. Ecco, lei ci ha portato i dati. I dati si riferiscono a Italia, Veneto? Si riferiscono all'Italia, questi dati qui sono dati del Viminale, quindi incontrovertibili dal punto di vista, fanno parte delle relazioni della Direzione Nazionale Antimafia e costituiscono uno dei campanelli d'allarme, perché questo è il paese che dopo gli Stati Uniti e il Giappone gioca di più e gioca in maniera scellerata, pensando sempre che la vincita sia dietro l'angolo o che in quel modo lì soddisfa un'esigenza personale, eccetera. Dietro invece c'è un mondo di solitudine, di noia, di disperazioni e di situazioni familiari complicate, e c'è un mondo ovviamente di azzardo patologico che diventa una delle questioni più rilevanti, anche di malessere di varie fasce sociali del Paese. Quindi adesso parliamo di gioco d'azzardo come business, un business anche per lo Stato. Certo, lo Stato incassa 10 miliardi di euro all'anno, tanto per dare dei dati, di entrate. Una parte del bilancio dello Stato è fatto dalle rimesse di giochi. Peccato che quella roba lì, per buona parte, in mano alle mafie. La mafia è il concessionario, diciamo il 14° concessionario occulto dello Stato, e si porta dietro tutta una serie di reati. Il più famoso è l'usura, perché ovviamente fanno le estorsioni sulle vincite fortunate e fanno le estorsioni su chi invece deve ricorrere ai soldi dopo aver scassato famiglia e tutto il resto per poter continuare questo vizio, che poi è un vizio dannato. Allora, nel progetto Giocarsi la vita, coinvolto Libera, perché appunto il gioco d'azzardo, nel gioco d'azzardo la criminalità organizzata ha un ruolo importante. Sì, la criminalità organizzata, appunto, come già detto, ha un ruolo importante, non solo con i reati già descritti, ma anche utilizza il gioco d'azzardo e tutti i giochi online come strumento per effettuare riciclaggio. Quindi il denaro dei proventi dalle attività illegali, poi per essere reintrodotto in maniera legale si utilizzano queste piattaforme, questi strumenti, e quindi quel denaro diventa pulito. Quanto ampio è il fenomeno anche in Veneto? Ormai di mafia in Veneto, insomma, ne stiamo parlando da tempo, non è più un tabù farlo, ma... Allora, per quanto riguarda questo tema strettamente, non avviene soltanto con le attività nel territorio in sé, ma avviene anche molto e prevalentemente online. Quindi il riciclaggio e le attività di gioco d'azzardo hanno anche tutta una serie di strumenti nuovi e di modalità nuove, appunto come le piattaforme online e le app su smartphone, che permettono di collegarsi e di andare ad effettuare le giocate su server che non risiedono in Italia ma all'estero, e quindi diventa ulteriormente complicato tutto il rintracciare e tutto il lavoro di investigazione.
Quindi gioco d'azzardo che corre online, rendendo, come dire, vanificando spesso anche il lavoro di chi cerca, insomma, di intercettare il ruolo della criminalità organizzata all'interno del gioco d'azzardo. Faccio anche a lei, come ho fatto ad Ilaria prima del CES, questa domanda. Allora, come valuta le leggi, le regole, l'inasprimento che anche qui in Veneto è stato fatto nei confronti del gioco d'azzardo? Sì, è stato fatto un lavoro di per sé importante, andando a limitare gli orari di apertura delle attività che effettuano in via prevalente il gioco d'azzardo o in via collaterale il gioco d'azzardo. Tuttavia, come appena descrivevo, le modalità nuove di gioco, cioè i giochi online, sia i giovani che anche le persone più adulte hanno a disposizione questi strumenti in pratica 24 ore su 24. Quindi non è normato poi il gioco online, questo è il problema. Ci state raccontando questo, Ilaria? Noi abbiamo delle leggi, sembra quasi che abbiamo fatto il tentativo in questi ultimi anni di legalizzare la mafia. La dico forte, ma perché abbiamo una legislazione che non contrasta in maniera adeguata la mafia. Non è sicuramente casuale che sono 55 associazioni mafiose in Italia, 49 consumano reati legati al gioco, e tra l'altro per la mafia la rimessa del gioco d'azzardo ha superato stime della Direzione Nazionale Antimafia quanto realizzavano le cosche dal traffico di droga. Quindi siamo a numeri rilevanti. Tornando al Veneto, ti do due dati così, siamo a 3 miliardi, dati del Viminale, quindi dati ufficiali. Gioco legale, i veneti spendono ogni anno 3 miliardi e 139 milioni. E le stime, invece siamo stime perché è quello illegale, vale sopra i 3 miliardi. Quindi diciamo che i veneti spendono per il gioco, tra quello legale e quello illegale, come diceva adesso Simone, 6 miliardi di euro all'anno. È un numero che metto lì a disposizione per chi vuole riflettere. Vedo che lei ha la divisione anche per provincia, sì. Mi pare che non ci siano grosse differenze, cioè tutte le province... Verona e Treviso ha un dato molto alto. Sì, Treviso in realtà è uno dei posti, visto che siamo in provincia di Treviso, ma insomma si gioca dappertutto, però Treviso, a differenza di altre province, ha un numero rilevante comunque di giocatori patologici, quindi che costituiscono un problema di rischio, sono 15.000, e abbiamo anche un numero di licenze concesse che è molto più alto, per esempio, della vicina provincia di Venezia. Ho preso Venezia perché lo studio era stato fatto sulle città metropolitane, e quindi è un dato che dà molto da pensare. In realtà la facilità con cui si può giocare, ricordo sempre un dato che torna utile per far riflettere, cioè noi in realtà siamo il paese che abbiamo praticamente oltre 2 miliardi di italiani di lotterie istantanee in Italia, cioè praticamente ci sono consumati ogni minuto 3.600 gratta e vinci, sempre dati del Viminale. Insomma è una montagna di soldi, un'enormità di soldi che anziché aiutare i bisogni socio-economici di un paese vanno in questo... Poi li investiamo nella cura, no? Nella prevenzione, nei progetti. Sì, ma è la minima parte, perché in realtà molte di queste operazioni nascondono poi pubblicità falsa e ingannevole che fanno giocare di più, sempre ovviamente con la speranza, insomma, del giocatore di poter rifarsi, di poter vincere, eccetera. Allora, Preganziol, 3 appuntamenti, sì. Il primo c'è già stato, ci ricorda le prossime date, chi ci sarà, chi parlerà, anche insomma per farlo sapere, divulgare sì, questo... Certo, allora a Preganziol vi aspettiamo il lunedì, abbiamo già tenuto come detto il primo incontro, ci sarà il secondo incontro lunedì prossimo con Ilario per dare un aspetto più del punto di vista sociale del fenomeno, e avremo il terzo incontro il lunedì successivo con Monica per affrontare i temi più dal punto di vista legale e di tutti gli strumenti che le leggi italiane ci mettono a disposizione per poter, chi è incappato in questo problema, ad uscirne. Allora, la rete di supporto è una rete molto forte che c'è in Veneto, no? Ilario, lei ce lo può confermare, c'è una buona rete di supporto. Sì. È che purtroppo ci troviamo in una condizione in cui siamo sempre all'inseguimento e un po', insomma, siamo all'inseguimento di una situazione che andrebbe molto probabilmente contrastata in maniera più efficace all'inizio. Ricordo perché diminuisce continuamente l'età dei giocatori, ormai abbiamo giocatori da 12 anni, è un po'...
io che mi occupo di legalità per la CGIL del Veneto lo vedo anche per gli spacciatori, insomma abbiamo una situazione sempre più giovani e sempre più messaggi ingannevoli dal punto di vista pubblicitario, che sembra quasi che giocare non sia un problema, che sia un piacere, che sia bello, eccetera, eccetera. Il danno della pubblicità, no? Poi si investe anche sì, chi ovviamente muove questi, guardate che 136 miliardi di euro, insomma io insisto perché è molto di più di quello che spendiamo per la sanità pubblica nazionale, cioè è una cifra rilevantissima, 2.300 euro pro capite, vuol dire che una parte rilevante del reddito delle famiglie, delle persone, va in questa direzione, quindi dovremmo fare di più. Noi concluderemo l'incontro lunedì lanciando anche un messaggio, è tempo di fare un tagliando sull'attuale normativa, perché avevano previsto che in realtà, evitando il proibizionismo, avremmo avuto una condizione migliore, invece è dimostrato un po', io uso sempre la tecnica del panificio, cioè se in una via apri un secondo panificio, non è chiaro se uno dei due fallisce, ma di sicuro gli abitanti di quella via consumano più pane. Certo. E quindi questo vale anche per i giochi, quindi con numeri rilevanti. Ti do l'ultimo dato sulle licenze, tornando a Treviso. Venezia, sulle licenze rilasciate sono 38, Treviso 404. Quindi Treviso ha 10 volte di più delle licenze rilasciate per i giochi, insomma, con numeri rilevanti, perché basta citare un dato, le video lottery, che è una delle partite più rilevanti, abbiamo una video lottery ogni 150 abitanti in Italia, con un concentrato notevolissimo su Roma, ma se guardiamo i dati del Veneto, situazione abbastanza spalmata su tutto il territorio nazionale. Classi di età, lei diceva, si parte dai più piccoli. Sì, certo. Sì, abbiamo allora qui che giocano di più siamo molto preoccupati perché giocano di più i giovani, giovanissimi, e giocano di più gli anziani, che è il fenomeno, lo chiamiamo in termini sociologici, noia e solitudine. Ragazzi lasciati soli per molte ore al giorno che si mettono lì, lo diceva bene prima Simone, il dato ormai anche della giocata online con il telefonino, con strumenti accattivanti, facili e alla fine però insomma lasci giù una montagna di soldi e costruisci situazioni anche problematiche nei casi più gravi per l'intera famiglia. Grazie Ilario. Allora, l'ultimo passaggio con Simone, fatemi sapere se ho la nostra Ilaria Marchiori, perché appunto ha appena intervistato l'avvocato della famiglia Cecchettin ed Elena, la sorella di Giulia. Perdonami Simone, vediamo un attimo se abbiamo collegata la nostra Ilaria. So che è una questione... Sì, Anna, mi sentite? Eccoti Ilaria, ti sentiamo, eccoti qua, benissimo, ti vedo anche Ilaria, eccoci. Sì, siamo qui, siamo riusciti a sentire Elena, la sorella di Giulia. Ovviamente, come potete immaginare, la situazione al quinto giorno di attesa, al quinto giorno di ricerche, soprattutto al quinto giorno di non informazione, la famiglia è molto molto provata, per cui quello che lei ha detto è: spero che Giulia possa ritornare a casa al più presto, e soprattutto gli è stato chiesto che cosa pensi di quello che sta accadendo, e lei ci ha detto che ormai non pensa più nulla, perché ovviamente, come anche quello che stiamo facendo noi in questi giorni, un giorno sembra che ci sia una svolta e poi invece non è così, le ricerche si spostano da una parte e poi dall'altra, però le è stato chiesto anche se sarebbe disposta a perdonare eventualmente qualora ce ne fosse bisogno Filippo, e lei ha detto che l'odio non dura per sempre. Delle parole molto, molto profonde, quelle di Elena anche nei confronti di Filippo, una ragazza addolorata che non vede la sorella, che è stata l'ultima a sentirla, così come ha addolorato il fratello e anche il papà. Ricordiamo che è una famiglia che è già stata coinvolta in un lutto importante, quello della mamma di Giulia, che è venuta a mancare un anno fa, quindi una famiglia che sta tirando fuori una forza incredibile anche per affrontare questa prova della vita a cui si trova di fronte. Siamo riusciti a sentire anche l'avvocato dell'associazione Penelope che sta seguendo la famiglia di Giulia, come abbiamo sentito in questi giorni. Gli ho posto una domanda, gli ho chiesto quanta autonomia può avere quest'auto e ci ha detto che appunto non lo sa. Potrebbe anche essere, ci ha detto, che avesse della benzina con sé.
Su questa frase anche si potrebbero concentrare anche varie ipotesi, però come ci ha detto lo stesso avvocato, anche gli inquirenti hanno le bocche cucite nei loro confronti, perché ovviamente vogliono continuare nelle loro indagini e quindi tutte le informazioni sono davvero molto ristrette. Fatto sta che le ricerche stanno continuando, si stanno concentrando in determinate zone anche lungo la riviera del Brenta. È stata smentita la possibilità che l'auto possa essere stata vista o comunque che ci siano delle ricerche nella zona dell'Austria, e che ci ha detto l'avvocato continua a essere confermato che l'ultimo avvistamento è stato quello delle 9 di domenica mattina nella zona di Ospitale. Questo ci ha confermato finora. Le altre al momento sarebbero solo delle informazioni che non sono state confermate. Qui da Vigonovo questi sono gli aggiornamenti. Anna, non lo so se tu hai qualche altra domanda, se vuoi sapere qualcos'altro, altrimenti restituisco la linea allo studio. No, so che hai intervistato Elena, ci hai raccontato un po' appunto che cosa ha detto. Elena stava tornando, è stata per caso, sai, all'università, che appunto oggi la sorella si sarebbe dovuta laureare. Da dove arrivava Elena? No, Elena era qui in casa ed è uscita per fare 2 passi con il suo cagnolino, e devo dire che era provata, è stata anche troppo gentile a dedicarci il suo tempo, perché effettivamente non è neanche semplice per loro uscire di casa e venire, insomma, e trovarsi così tanti obiettivi puntati davanti. Questo non è semplice per il momento che stanno vivendo, però in questo modo sono riusciti in questi giorni ad utilizzare anche il mezzo che è la stampa, le telecamere, i telegiornali, i giornali e le varie trasmissioni per lanciare questi appelli, perché se Filippo o anche Giulia stessero ascoltando, l'appello è sempre quello di tornate, perché noi siamo qui, noi vi aiutiamo, quello che è stato, si ricomincia, si riparte e si riaffronterà tutto insieme. Questo è l'appello che continuano a lanciare ai 2 ragazzi che di cui non si hanno più notizie da sabato sera. Grazie Ilaria Marchiori, grazie per questo nuovo aggiornamento. Datemi l'ok, vediamo se riusciamo a farvi sentire Elena, altrimenti ovviamente non ce l'abbiamo. Questa sera nei nostri notiziari ovviamente sentirete la voce dell'avvocato e la voce di Elena, sorella di Giulia. Adesso mi dicono che c'è, ovviamente questo è anche il bello della diretta, l'abbiamo intervistata, ve la facciamo ascoltare. Elena, la sorella di Giulia Cecchettin. Guarda Elena, ti chiedo solo una cosa. Oggi è una giornata ancora più particolare per voi, il giorno della laurea di Giulia. Questa mattina comunque erano lì, l'aspettavano, e il papà ieri ha detto che non avrebbe annullato il rinfresco. Sì, cioè nel senso noi speriamo sempre che ritorni e cioè non è neanche tanto per la laurea, più ormai, nel senso a me non importa della laurea, mi basta vederla. Elena, ascolta, tu hai detto delle cose di Filippo, quello che ti aveva detto Giulia, lui insomma lo descriveva come pressante, qual è la tua idea? Io non ho un'idea, nel senso che tutti continuano a chiedermi cosa ne penso, cioè nel senso io non penso che lui fosse una persona cattiva e nel senso se ha sbagliato penso che possa anche rimediare al suo errore. Io non... Nel senso spero che ci stiamo sbagliando tutti e che non sia come pensiamo, ecco. E sì. Sei disposto a perdonarlo? Non lo so, cioè io non lo so, non posso dire nulla a riguardo finché non so cosa è successo. Era Elena, la sorella di Giulia Cecchettin, scomparsa insieme a Filippo da sabato scorso. Io non posso fare altro che ringraziare gli ospiti che mi hanno raggiunto: Ilario Simonaggio del Dipartimento Legalità della CGIL del Veneto e Simone Binotto, referente territoriale di Libera. Simone, ricordaci le date per l'incontro sul gioco d'azzardo, le prossime. Lunedì 20 alle 20:30 al Circolo Ricreativo Anziani di Preganziol, sempre stesso orario e stesso luogo anche per lunedì successivo, il 27.
Non giocatevi la vita, non giocatevi la vita, il titolo è appunto giocarsi la vita, non fatelo, chiedete aiuto, l'approfondimento legato al gioco d'azzardo con Libera e con la CGIL del Veneto. Grazie per essere stati in nostra compagnia, abbiamo sforato di qualche minuto ma ci premeva dare la parola alla nostra Ilaria. Siamo alle previsioni del tempo, dopo di noi torna il grande cinema di Antenna 3 con una pellicola dal titolo Il giardino di Allah. Grazie per essere stati in nostra compagnia, arrivederci. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Bentrovati al meteo. Prevarranno ancora condizioni stabili sull'Italia per la presenza dell'alta pressione che garantirà tempo asciutto e anche un clima insolitamente mite per il periodo. Vediamo allora insieme il dettaglio. Sul Veneto la grafica di giovedì 16 novembre evidenzia un ampio soleggiamento. Nella prima metà di giornata avremo un cielo sereno o poco nuvoloso. A seguire nuvolosità in aumento fino a cielo anche coperto, più probabilmente verso sera, e sulla pianura localmente si formeranno delle nebbie. Temperature in lieve e locale calo, minime sui 3-7 gradi, massime comprese tra 12 e 14 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso tanto sole con cielo sereno o con poche nubi a carattere sparso, locali annuvolamenti nel pomeriggio. Temperature minime tra 2 e 8 gradi, massime invece comprese tra 14 e 18 gradi all'incirca. Spostiamoci infine sul Trentino Alto Adige, dove il tempo risulterà abbastanza soleggiato, salvo la presenza di qualche nebbia mattutina. Temperature minime intorno a 1-2 gradi, massime sui 13 gradi all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione. Arrivederci. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna.